Via con un'intervista, sotto con un'altra. Non è una novità per Luca Zaia, atteso negli studi di X News per le regionali che scottano. A 6 mesi dalla fine del mandato, per il governatore del Veneto è tempo di bilanci. Super bilancio, basterebbe guardare quante cose abbiamo realizzato. Una per tutte, la sanità. Un bilancio in attivo, regione di riferimento a livello nazionale per la virtuosità. Beh, siamo bravi nei conti e anche a curare i cittadini. Il presidente della regione elenca poi il piano sociosanitario approvato dopo 16 anni, le infrastrutture, la liquidazione dei danni dell'alluvione, ma queste troupe televisive sono arrivate da Mosca per una questione molto più attuale, l'obiezione decretata dalla giunta veneta alle sanzioni annunciate contro la Russia in seguito all'embargo. Siamo Grana Padano, siamo Prosecco, siamo Amarone, siamo un sacco di belle aziende, penso Benetton, Diesel, Luxottica, DeLonghi, questo è il mondo. Se si potesse parlare col presidente Putin, diremmo al presidente Putin che noi vogliamo mantenere i nostri rapporti saldi di amicizia, di rapporti commerciali, culturali e sociali con la Russia. Zaia arriva a quantificare alle TV russe la stima dei possibili danni all'agroalimentare veneto, 600 milioni di euro. Parla quindi da ricandidato. Ma io parlo da uno che vuole lavorare da qui i prossimi 6 mesi. Penso che fare campagne elettorali non serva, le facciano gli altri. E allora la registrazione di X News può cominciare. Pronti? Pronti, via!